Con l'ultimo caldo weekend è entrata nel pieno l'estate sulle coste dell'Agrigentino. Siamo stati in una delle spiagge più gettonate, quella di Siculiana Marina, un autentico crocevia per bagnanti, turisti e appassionati del mare. Con temperature che hanno sfiorato i 34 gradi, il litorale agrigentino è stato preso d'assalto sin dalle prime ore del mattino, registrando il tutto esaurito nei parcheggi e non senza disagi anche una rete mobile andata letteralmente in tilt e oggi segnalata dal sindaco di Siculiana Zambito in una dura nota. Già dalle 9 del mattino file di auto si sono formate lungo la statale 115 e le strade d'accesso alle vie marinare. L'intero lungomare è stato invaso da ombrelloni, teli e famiglie in cerca di un angolo di ombra. Le spiagge libere si sono riempite rapidamente e i lidi attrezzati hanno esaurito i posti disponibili ancor prima di mezzogiorno. La gente ha voglia d'estate, oggi sembra Ferragosto, racconta Antonio, gestore di uno stabilimento, peccato solo per la connessione. Tra i disagi più segnalati, infatti, l'assenza di connessione dati e la linea mobile. I principali operatori hanno avuto difficoltà a garantire la copertura, probabilmente a causa dell'elevato numero di dispositivi connessi, ma anche ad un blackout digitale. Fatto che ha colpito soprattutto influencer, turisti stranieri e chi contava su Google Maps o WhatsApp per centrare i riferimenti e muoversi in autonomia. Nonostante la connessione assente, la spiaggia si è trasformata in una vera e propria passerella a cielo aperto. I bagnanti hanno sfoggiato un ventaglio di proposte delle tendenze della moda mare 2025, costumi interi con cut-out, tagli audaci e geometrici su schiena e fianchi che combinano eleganza e modernità. Il ritorno del bikini a vita alta, lo stile retro anni 50 con colori vivaci e cinture decorative, i tessuti ecosostenibili realizzati in nylon rigenerato o materiali biodegradabili molto apprezzati soprattutto dalle giovani generazioni, e poi i colori fluo e stampe tropicali con predominanza di giallo neon, il verde lime, le fantasie jungle spesso abbinate a capelli maxi e borse di paglia. A completare il quadro da esodo estivo i parcheggi lungo il litorale risultati completamente saturi entro le 10:30. Molti automobilisti hanno optato per le soste creative, ma le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli elevando diverse multe per sosta vietata. Alcuni residenti hanno messo a disposizione cortili privati come aree di parcheggio temporanee, chiedendo un contributo simbolico. Tra sole implacabile, mare cristallino e qualche disagio dovuto al tilt della tecnologia, Siculiana Marina ha dato prova di essere ancora una volta una delle mete più amate del litorale agrigentino. Se questo è solo l'inizio, l'estate 2025 promette numeri da record e connessioni, si spera, più stabili. È un clima di relax e leggerezza che travolge tutti. Anche lui che ha scelto di stare sotto l'ombrellone e godersi la prima bella domenica d'estate.